Nonostante i 26.000 iscritti in provincia di Venezia, di cui 5.000 tra centro storico e Mestre, l'Avis ha iniziato il 2025 con un netto calo di donazioni di sangue rispetto allo stesso periodo del 2024, tradotto in numeri, da gennaio a giugno un meno 7% che ha fatto suonare un campanello d'allarme nell'associazione, risultata la peggiore del Veneto. Purtroppo perché è cambiato il sistema, diciamo, di prenotazione, il programma, il software è stato sostituito, l'ha voluto l'azienda Zero, la regione, e come tutte le cose nuove quando partono non è che la partenza sia a razzo. Difficoltà per i stessi donatori che dovevano prenotarsi la donazione. Da giugno, però, grazie a campagne di informazione, telefonate mirate ai donatori che non erano più attivi da almeno 2 anni e perfino all'appello del patriarca di Venezia Francesco Moraglia, la tendenza si è invertita: oltre 3.000 donazioni a luglio e altrettante ad agosto, molto meglio del 2024, e così il calo complessivo dei 2 mesi estivi è sceso dal meno 7 al meno 1,7%. Tra i comuni più virtuosi, sopra quota 300 donazioni al mese, Mestre, Chioggia e Dolo. Luglio è andato molto bene, abbiamo avuto una ripresa, agosto anche, ci siamo attivati con l'ufficio di chiamata, abbiamo chiamato dei donatori, abbiamo fatto appelli attraverso la stampa, eventi, siamo stati presenti ovunque. Io ho 3 obiettivi. Allora, il primo ovviamente è la raccolta di sangue, arrivare all'autosufficienza e anche con il plasma. Il secondo punto molto con i giovani, fare attività per i giovani nelle scuole e poi fare squadra. Ricco il calendario di appuntamenti per il rilancio delle 43 sezioni veneziane dell'Avis, tra giovani, donne e nelle scuole. Venerdì, ad esempio, il giubileo del donatore, con la messa nella Basilica di San Marco celebrata alle 18:45 proprio dal patriarca Moraglia. E poi servono nuove macchine, attualmente ce ne sono 2, ne occorre almeno una terza, e più medici e infermieri nei punti di raccolta della provincia.